basterebbe dire che è stato uno scrittore vero, marchiato da un destino che lo accomuna a tanti altri grandi siciliani, cioè l'essere un Ulisside, potremmo dire, cioè uno costretto in qualche modo a lasciare la propria terra e a cercare fortuna altrove. E qui potremmo anche aggiungere un altro dettaglio, cioè Russello nei confronti della Sicilia e soprattutto nei confronti di Favara ha avuto un rapporto sempre idiosincratico, cioè di amore e di odio. Esordisce con La luna si mangia i morti e fu un esordio, diciamo così, scoppiettante, perché quando Vittorini alla fine decide di pubblicare il romanzo di Russello era fresco del rifiuto del Gattopardo. Quindi, che so, uno scrittore siciliano rimane al palo e un altro, diciamo, quasi misconosciuto, possiamo dire, se non conosciuto da quelli che a quell'altezza cronologica facevano il mestiere del lettore di professione, quindi avevano letto altri libri che Russello aveva proposto agli editori, quindi quell'esordio fu un esordio abbastanza dirompente, perché Sciascia recensì immediatamente il romanzo sull'ora, ovviamente con le cautele del caso. Russello sarà uno scrittore assai prolifico, i suoi cassetti si riempiranno di manoscritti, avrà l'opportunità di assistere alla pubblicazione di altre opere, ma col rammarico di continuare a riempire i cassetti senza trovare un feedback positivo da parte degli editori. L'idea che mi sono fatto io è di uno tormentato dal rovello della scrittura. Cioè Russello avrebbe potuto dire un po' come affermò Svevo: io non sono colui che visse, ma sono colui che scrisse. Cioè non smise mai di ipotizzare una nuova storia e soprattutto di mettersi alla prova cambiando direzione anche nello stile. Questa caratteristica diede parecchio fastidio, perché i lettori di professione che passarono in rassegna i suoi dattiloscritti o i suoi manoscritti dicevano: ma questo romanzo, questo racconto non assomiglia per niente a quello di prima. E quindi c'era questa sorta di remora, no? Proprio perché Russello, come un'anguilla, non si lasciava acchiappare, non era facilmente incasellabile, non c'era una cifra che lo rappresentava. Quindi io ho parlato di una sorta di dannazione metamorfica, no? Che l'ha portato sempre a cambiare pelle, a ricominciare da capo, a rischiare. Per cui, e chiudo, secondo me chi è Russello? È lo scrittore forse più sperimentale della seconda metà del Novecento, pur non appartenendo alla neoavanguardia, al gruppo 63, uno abitato da questa specie di tarlo mai pago di una scrittura che probabilmente era il riflesso di un viluppo, di un groviglio di sentimenti e risentimenti che non trovavano mai pace, diciamo così. C'è un...